Buongiorno e benvenuti all'appuntamento delle 13 con il notiziario di prealpina.it. È stato risolto a mezzogiorno il guasto alla rete Vodafone che in alcune zone delle province di Varese, Milano e Como era in blackout dalla scorsa notte. Impossibile questa mattina avere segnale sui telefonini o wifi funzionanti, così chi lavorava o studiava in smart working è stato in difficoltà. Siamo a conoscenza di un disservizio temporaneo sulla rete mobile in alcune zone di Milano e in alcune aree delle province di Varese e Como, aveva spiegato Vodafone. Stiamo lavorando per risolverlo nel minor tempo possibile e ci scusiamo con i clienti per il disagio. A Busto Arsizio un anziano è morto di Covid in ospedale. Il virus gli era stato diagnosticato solo al quarto tentativo, attraverso il bronco aspirato. I primi 3 tamponi invece erano risultati negativi e così non c'è stato più tempo per salvare l'uomo, che si era rivolto al nosocomio Bustocco 3 volte a cavallo tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno per un'occlusione intestinale. La famiglia non ha ancora deciso se rivolgersi all'autorità giudiziaria. Ha picchiato la moglie, distrutto parte della sua abitazione e poi ha aggredito anche la polizia intervenuta in soccorso della donna. Per questa ragione un uomo di 36 anni, italiano e pluripregiudicato, è stato arrestato a Varese con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. A chiedere aiuto a seguito dell'ennesima aggressione per mano del marito, che completamente ubriaco l'aveva colpita con schiaffi e spintoni per poi devastare gli arredi di casa, era stata una donna di 30 anni. Quando i 2 agenti sono arrivati a casa della coppia, l'uomo si è avventato anche contro di loro, ferendone uno. Arrestato, il 36enne è stato portato in carcere a Varese. La donna invece ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Torniamo ora a Busto Arsizio per parlare della piscina Manara, il servizio di Angela Grassi con le immagini di Davide Caforio di Agenzia Blitz. Le porte sono chiuse dal 24 ottobre scorso, ma Sport Management, dopo le proteste di alcune società sportive, sabato scorso ha dichiarato che, quasi con certezza, il 5 di marzo sarà pronta a riaprire gli impianti di via Manara. Le associazioni non credono che questo sarà così possibile e ancora sono in allarme. Sono stanche di dover accompagnare i loro atleti in impianti molto lontani dalla zona di Busto e chiedono maggiori certezze. E con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!